Nasce in Veneto Punti di Vita, il primo blog italiano dedicato al tema della donazione del trapianto di organi e tessuti presentato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il progetto è stato promosso e realizzato da Fondazione per l'incremento dei trapianti d'organo e di tessuti Onlus, Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus e Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso. Le tre fondazioni che operano all'interno del sistema regionale trapianti hanno ritenuto di fondamentale importanza unire le forze collaborando assieme ad un progetto di comunicazione innovativo che vede nel web il principale strumento. È una leadership che noi confermiamo giorno dopo giorno con la Banca dei Tessuti e con questo elemento di grande civiltà che è questa azione che abbiamo voluto finanziare e diciamo siamo i numeri uno. Un elemento di civiltà e di cosmopoliticità potremmo dire, no? La volontà di mettere in rete tutti, di portare comunque tutti vicino a questa grande azione che noi abbiamo voluto sostenere fin dall'inizio. Punti di vita perché per due aspetti. Punti di vita perché i trapianti servono a migliorare la qualità della vita e a salvare la vita, ma anche perché questo blog rappresenta il punto di arrivo di un lavoro comune di tre organizzazioni che vedono nella donazione il significato della propria esistenza, quindi della propria vita. Ogni anno in Italia si effettuano circa 10.500 trapianti di tessuti e 3.000 trapianti d'organo. Inoltre sono circa 10.000 le persone inserite in lista d'attesa per un trapianto, senza contare il gran numero di medici, ricercatori e operatori del settore coinvolti attivamente. Le percentuali di opposizione alla donazione in Veneto sono nettamente più basse di quelle che sono le percentuali in Italia. Parliamo di un 22,3% in Veneto contro un 29,2% a livello nazionale.